attraverso l'acquisto di vaccini in maniera autonoma. L'annuncio del governatore Zaia è fondamentale per le nostre imprese. Ci stiamo muovendo per valutare questa possibilità nel rispetto della legge. In Veneto diminuiti del 53% contagi e ricoveri per Covid. Nei reparti si riprende a programmare l'attività ordinaria, resta alto il numero dei decessi nelle 24 ore, 20 solo a Treviso. Fa appello al senso di responsabilità dei cittadini il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà perché in zona gialla si continui a rispettare le regole, massima attenzione sui locali. Partita anche nella Marca la lotteria degli scontrini per incentivare i pagamenti elettronici, ma tra commercianti e baristi c'è malumore. Solo un esercizio su 3 ha aggiornato il registratore di cassa. Sospetto di infiltrazioni mafiose nell'appalto, la prefettura sospende i lavori della scuola elementare Don Milani di Treviso, verifica avviata da noi, fanno sapere da Cassugana. Indagine dei carabinieri di Montebelluna che hanno arrestato un 27enne di Arcade in casa, un bazar della droga, i suoi clienti violavano coprifuoco e divieti di spostamento per comprarla. Prosegue la marcia verso i mondiali di sci, l'organizzazione tecnica e al lavoro per la preparazione delle piste e si inizierà col botto, parola di Alberto Ghezze, responsabile dell'area sport. Ben ritrovati, buonasera all'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Partiamo andando a vedere quali sono i numeri, la conta dei contagi da coronavirus nella Marca trevigiana. Allora, se sono stati 873 i nuovi positivi in Veneto nella giornata di oggi con un calo dei ricoverati e 1884 sono i pazienti in area non critica, resta alto il numero dei decessi. Buoni dunque i dati per quanto riguarda il contagio, è il 33esimo giorno consecutivo in cui vi possiamo raccontare di un considerevole calo, però i decessi rimangono. Sono state 70 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Veneto, 20 di queste non ce l'hanno fatta proprio negli ospedali della Marca trevigiana. E in questo momento, sapete, crisi di governo, è atteso Fico dopo il mandato esplorativo al Colle entro le 20, il sondaggio di Ring in onda questa sera come sempre alle 21:15 si occuperà proprio di questo. Governo a questo punto, meglio le larghe intese. Se la vostra risposta è affermativa dovete comporre lo 0422 16 26 691. Se invece è negativa, lo 0422 16 26 690, la chiamata è sempre gratuita. Dunque c'è davvero grande attesa e si parlerà di questo questa sera a Ring per quelle che saranno le decisioni del Presidente Mattarella in merito a questa crisi di governo. Ma torniamo in Veneto perché la Regione sta pensando ad un progetto Veneto Covid free attraverso l'acquisto di vaccini in maniera autonoma. È fondamentale, ha detto Zaia, che le nostre imprese si muovano per poter ripartire e noi come Regione ci stiamo muovendo per assicurare dei vaccini. Sentiamo. Stiamo cercando in maniera veramente ossessiva un canale per riuscire a recuperare vaccini. Il Veneto si sta muovendo per cercare di acquistare vaccini autonomamente, lavorando ad un progetto Covid-free per comparti del sistema imprenditoriale della regione, dal turismo al commerciale delle aziende. L'annuncio è del presidente Zaia, comunicando la ricerca di un canale alternativo per riuscire a recuperare vaccini. Ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini, penso però che bisogna riuscire a trovarli. Vaccini che devono essere trovati nella legalità e nel rispetto delle regole. Io penso che in questa fase il Paese debba garantire a chi riesce a trovare vaccini di poterli comprare. Questa è la vera sfida di questo Paese, e di non trovarsi l'interlocutore che è la Corte dei Conti, la Procura o quant'altro. Io non sono convinto che sul mercato mondiale non ci siano vaccini a disposizione per il retail o per dei canali non istituzionali, e le nostre imprese hanno bisogno di quei vaccini. Il fattore tempo è fondamentale in questa fase per la salute delle persone ma anche per l'economia. Sappiamo tutti che da qua ai prossimi 6 mesi ci saranno vaccini per tutti, il problema è averli prima. Altro grande tema fondamentale per la ripartenza è quello delle risorse. L'unica ancora di salvezza si chiama Recovery Fund. Sono 222 miliardi di euro che possono essere una grande opportunità come un mega spreco. Noi dobbiamo aiutare le imprese con quei soldi e creare occupazione.
Tutto il resto è divagazione sul tema. Intanto migliorano in Veneto i dati sull'andamento dell'epidemia, sia sul fronte dei contagi che su quello dei ricoveri, calati del 53% nelle rianimazioni e quasi dimezzati in area non critica, dati che spingono ad una riorganizzazione delle attività di ricovero che erano state sospese. Vediamo di fare una verifica se dalla settimana prossima possiamo riaprire per alcune attività che erano state rinviate o sospese, sia in ambito chirurgico che in ambito medico. Parlo di attività di ricovero. Se questa è la parte sanitaria, ci occupiamo adesso della ripartenza del Veneto e così anche nella Marca Trevigiana, locali, ristoranti, le scuole, si sta davvero provando a ripartire. L'appello del prefetto Maria Rosaria Laganà di continuare a rispettare le regole per evitare di fare un nuovo passo indietro. Un grande ruolo spetta a ciascuno di noi. Abbiamo visto quanto è faticoso, quanto è facile far salire i contagi con condotte più o meno sconsiderate o poco ponderate, e come sia difficile tornare indietro. È il momento della responsabilità e così come il governatore Zaia ieri, anche il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà si unisce all'appello ai cittadini, veri attori di questa nuova ripartenza. L'invito è a non avere fretta di tornare ad una normalità, perché un passaggio troppo repentino rischia di essere illusorio. Il giallo per definizione è un po' come l'arancione, è qualcosa che ti deve mettere sull'allerta, no? Si usa anche nella messaggistica della protezione civile e quant'altro, quindi non è un liberi tutti. Abbiamo già fatto forse in parte un po' questo errore, che direi è trasversale, c'è questa voglia di scollarsi tutto in fretta, però va capita anche la situazione e soprattutto bisogna dare tempo ai vaccini di fare la campagna vaccina, di fare il proprio corso. Superata la prova del 9 per scuola e trasporti, l'attenzione ora si sposta sui locali. Possono aprire le serrande, ma rimane la chiusura fissata per le 18, come l'obbligo di mascherina. L'attenzione delle forze dell'ordine sarà concentrata su evitare situazioni di assembramento. Se prolungati nel tempo costituiscono veramente un pericolo. Io so che in passato il mio appello a farsi in qualche modo anche promotori di una sorta di educazione del cliente è stata giudicata un po' eccessiva, ma è proprio questo che serve, cioè i gestori che tanto hanno sofferto dovrebbero capire quando il comportamento magari involontario, spensierato dei clienti può mettere in difficoltà loro stessi, vedendo che si crea all'interno del locale una situazione che la legge non consente, e se passano le forze dell'ordine non possono che intervenire. Gestori che infatti, come adesso vi documenteremo, sono soddisfatti solo in parte con la zona gialla, chiedono di poter tenere aperto anche fino alle 22. Poter venire in centro a bere una cosa, sempre mantenendo le distanze, mantenendo la mascherina. Ci dà un po' quell'area di riavviamento. Treviso in zona gialla. All'ora dello spritz, dopo la prima giornata di apertura, i clienti e i baristi sono in buona parte soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda il rispetto della normativa anti-Covid. Naturalmente puntiamo molto sul fatto di indossare la mascherina, il distanziamento, eccetera, e la gente ci ascolta adesso. Ma non tutti riescono a tirare un sospiro di sollievo. I proprietari di pub, birrerie e ristoranti in questo periodo di emergenza sanitaria, con il turismo inesistente e gli uffici chiusi, sono senza dubbio fra le categorie più colpite. Il desiderio è che nel fine settimana possa andare meglio, ma per ora in linea di massima si può parlare di ripartenza al 35%, non di più. Per arrivare a questa cifra basta pensare che la sera i locali devono rimanere chiusi dopo le 18 e che a pranzo, per rispettare le norme sul distanziamento, il numero dei clienti è più che dimezzato. Una situazione che per molti non faceva quadrare i conti, tanto da spingerli a non riaprire. Hanno deciso di non aprire perché non hanno la convenienza economica. Tenere aperta una struttura che ha dei costi di gestione, dal personale al riscaldamento, alle utenze. Una decisione che potrebbe almeno cambiare se la chiusura fosse perlomeno posticipata alle 22. Rispettando il coprifuoco, però concedendo anche di lavorare nella fascia serale, che comunque oltre al molto discusso aperitivo favorisce il consumo delle cene, che sono una fetta importante del fatturato dei pubblici esercizi. La richiesta per posticipare la chiusura è stata fatta al Ministro dello Sviluppo Economico e potrebbe creare delle polemiche. Purtroppo si parla con un ministro che oggi è un ministro, ma non sappiamo se lo sarà ancora domani, e quindi inevitabilmente questa crisi di governo e questa instabilità non ci voleva. Per ora rimane solo da incrociare le dita.
È partita intanto la lotteria degli scontrini, ma soltanto 2 esercenti su 3 si sono adeguati. Le polemiche sono ovviamente sul costo del servizio. La lotteria degli scontrini, sa che cos'è? No. Non sono in molti a saperlo, ma la lotteria degli scontrini è partita ieri, voluta dal governo per incentivare i pagamenti elettronici con l'allettante idea di vincite da migliaia di euro. La lotteria prevede premi sia per i consumatori che per gli esercenti, ma non mancano le polemiche. È sicuramente un'iniziativa che tutti accoglieremo con grande volontà, l'unica cosa, c'è un problema di poterla gestire adesso con tutte le difficoltà che stiamo vivendo nel quotidiano. In un momento di così grave difficoltà si vanno ad aggiungere dei costi ai negozianti che potevano essere evitati, specifica la FIPE Confcommercio. Inoltre solo il 30% degli esercenti ha fatto aggiornare il registratore di cassa con il software necessario, nonostante la proroga concessa fino a fine mese. C'è da dire che abbiamo quasi la certezza, e questo è un dato che deriva dai nostri fornitori, che vedono impossibile aggiornare tutti i nostri software, poiché siamo tantissimi, perché ci saranno circa 1.700.000, circa 2 milioni di esercizi da aggiornare in circa 30 giorni. E quindi Confesercenti lancia l'allarme e chiede di spostare il termine di almeno 6 mesi. Difficile da pensare con i giochi già iniziati. Altra anomalia riguarda sempre l'esercente, che è obbligato all'adeguamento, ma non esiste una legge che gli imponga anche di acquisire il codice lotteria dei clienti. Questi ultimi però potranno fare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Non sono precisate multe e l'omissione non è sanzionata, almeno così sembra, perché non è chiaro. In una prima stesura del decreto fiscale c'erano e arrivavano fino ad un massimo di 500 euro. In ogni caso, la segnalazione del cliente sarà registrata. Cambiamo decisamente argomento. La prefettura di Treviso ha bloccato i lavori alla scuola primaria Don Milani di San Zeno per sospette infiltrazioni mafiose. La verifica l'abbiamo avviata noi, ribatte il comune di Treviso. Sentiamo. Lavori fermi ai tempi per l'ampliamento della scuola primaria Don Milani, un progetto che comprende palestre e nuove aule che rischiano ora di allungarsi. Con un'interdittiva antimafia il 30 dicembre lo scorso, la prefettura di Treviso ha fermato il consorzio stabile LM Group che gestisce i lavori per quasi 1 milione di euro. In sostanza, di fronte a una richiesta di informazione antimafia, a cui sono tenuti gli enti pubblici che devono contrattare o devono fare degli appalti con determinati importi, si avvia degli accertamenti attraverso le forze dell'ordine e quindi in base ai risultati poi si dà una liberatoria cosiddetta oppure un provvedimento che impedisce la conclusione del contratto. Una verifica richiesta come da prassi proprio dal comune di Treviso, che difende per questo la bontà del suo operato. Immediata la revoca dell'incarico. LM Group ha vinto con un'offerta economicamente vantaggiosa ma comunque congrua, con un ribasso di 200.000 euro su 1,2 milioni. Quel soggetto non è più un nostro contraente, quindi si applicheranno le regole del contratto degli appalti. A chiarire i contorni della vicenda il vice sindaco con delega agli appalti Andrea De Checchi. I protocolli di legalità sono stati rispettati, dice, e conferma l'intenzione dell'amministrazione di fare presto nella riassegnazione dei lavori. Insieme a lui anche il sindaco Mario Conte prende le distanze dalla vicenda che vede l'amministratore unico del consorzio in questione, Sabrina Pisano, tra i sostenitori della sua candidatura nel 2018. Le liste per le amministrative hanno una moltitudine di candidati. Questi candidati vengono valutati sulla base di loro pendenze penali o condanne penali. Quindi nel momento in cui si vaglia un candidato non si ha minimamente la possibilità di capire cosa esso può fare in quel momento o cosa può fare successivamente. Naturalmente tengo sempre a sottolineare, laddove poi si arrivi a condanne definitive, attenzione, perché c'è anche da dire che i processi e i percorsi poi devono avere un loro iter. Preoccupazione sul caso è stata espressa oggi dalla CISL trevigiana. Secondo Marco Potente, segretario generale Filca, è necessario porre la massima attenzione dando alle casse edili e al comitato paritetico territoriale un ruolo di filtro. In questo periodo infatti si starebbero affacciando sul mercato aziende con molte disponibilità economiche per farsi carico delle fatture dei clienti che intendono usufruire del bonus del 110%. Siamo alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri, questa volta a Montebelluna, dove è stato arrestato un 27enne, pensate, è stato trovato in possesso di 1 chilo di hashish, 50 grammi di cocaina, 350 grammi di marijuana.
Di droga ne aveva tanta, leggera come hashish, quasi 1 chilo, e marijuana, ma anche cocaina, talmente tanta da rifornire una folta platea di giovani che, nonostante il divieto di spostamento dal loro comune oppure il coprifuoco, non esitavano a cercarlo per comprare. Un sistema che i carabinieri di Montebelluna hanno stroncato finalmente, assicurando alla giustizia un 27enne che usava il proprio garage come bazar della droga. È partita questa attività di osservazione, di monitoraggio dell'abitazione fin quando non sono stati acquisiti gli elementi sufficienti per poter stabilire che effettivamente ci poteva essere un'attività di spaccio all'interno di questa abitazione. Ieri è stato deciso di far scattare il blitz nelle prime ore pomeridiane. Soltanto 2 settimane fa i carabinieri avevano arrestato un altro spacciatore, poco più che 20enne, che pubblicizzava la sua merce su internet. Questa volta ad insospettire i militari è stato il via vai di giovani nei pressi dell'abitazione del 27enne. Questa attività rientra in un ambito ben più ampio a livello provinciale. Il Comando Provinciale di Treviso, soprattutto nell'ultimo periodo, sta puntando con attenzione al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nell'ambito del settore giovanile. All'alba di oggi invece i militari della Compagnia di Treviso hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto internazionale nei confronti di un altro giovane residente nel Trevigiano ma di origini campane, accusato di far parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio. Soddisfazione per l'operazione è stata espressa oggi anche dal comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gianfilippo Magro, che ha sottolineato l'importanza dello sforzo che si sta compiendo per il contrasto allo spaccio di droga proprio tra i giovani. A Treviso, controlli per la sicurezza urbana della polizia locale in seguito ad alcune segnalazioni che sono arrivate dai cittadini. 10 le persone identificate con un fermato. Controlli antidroga della polizia locale ieri pomeriggio intorno alle 17 tra via Zenson, zona stadio, e il quartiere di San Liberale. Avvalendosi di Liuc, la nuova unità cinofila, i vigili hanno effettuato 2 distinte verifiche scaturite da alcune segnalazioni di residenti, secondo cui nelle attività poi controllate dagli agenti della locale potevano verificarsi assembramenti, bivacchi, addirittura spaccio. 3 le pattuglie impegnate insieme al cane antidroga, che hanno identificato in tutto una decina di persone. In via Zenson il reparto di pronto intervento non ha riscontrato irregolarità, mentre nel quartiere di San Liberale, dove è stato ispezionato un bar in cui in passato si sono già verificati episodi di assembramento, uno dei soggetti presenti è stato fermato perché destinatario di un rintraccio per motivi di polizia amministrativa. Un controllo quest'ultimo in cui la gente stessa del quartiere ha ringraziato i vigili per la loro presenza. E la stessa presenza del cane antidroga nei servizi quotidiani, ha commentato il comandante della polizia locale Andrea Gallo, è un forte deterrente per allontanare spacciatori e reprimere traffici illeciti. Ci fermiamo per pochi secondi, a tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo con i controlli del Comune di Treviso alla cava Morganella affinché non ci siano problemi di inquinamento che riguardano le falde. Vediamo. La cava Morganella in questo momento potrebbe insistere sulle falde e quindi l'acqua che arriva a Treviso, che viene pescata ATS, potrebbe avere eventuali inquinanti. Noi siamo attentissimi, ci siamo allarmati subito vedendo le notizie di stampa e sapendo qual è stato il risultato della commissione VIA, e quindi in accordo con ATS faremo tutta una serie di valutazioni su quella che è la qualità dell'acqua. Nella cava più grande d'Europa si attende ancora, dopo anni di rimpalli di responsabilità, il via libera per le nuove escavazioni. Cava Morganella, per l'85% nel territorio di Ponzano e per il restante a paese, è al centro di una disputa per i lavori di scavo che dovrebbero asportare ghiaia fino a meno 60 metri dagli attuali meno 40. Lavori che, una volta autorizzati, potranno prelevare più di 4 milioni di metri cubi di sassolini nei prossimi 14 anni. Un progetto a lungo osteggiato da comitati ambientalisti e residenti per il rischio di inquinamento della falda. Nonostante una legge del 1982 vieti di scavare sotto il livello della sorgente, l'autorizzazione in questo caso è stata data prima che la norma entrasse in vigore, permettendo alle imprese di godere ancora della vecchia disciplina. Ora spetterà alla Regione mettere la parola fine sul via libera del progetto, dopo il parere favorevole della Commissione di valutazione di impatto ambientale. Non prima che si capisca cosa c'è sul fondo del bacino, dopo che la provincia, con le analisi dell'ecoscandaglio, ha scoperto del materiale depositato di natura sconosciuta. Alto Trevigiano Servizi verrà incaricata dal Comune di Treviso per verificare che l'eventuale inquinamento non si possa spostare nel proprio territorio. Chiederemo a ATS di intensificare i controlli nei loro cosiddetti pozzi spia, che sono all'interno del territorio comunale,
per monitorare se eventuali situazioni di emergenza avvenissero, e noi interverremo immediatamente segnalando all'azienda. Un nuovo passo verso l'umanizzazione del servizio sanitario. Ora negli ospedali della Marca Trevigiana si potrà fare visita ai propri familiari malati di Covid in condizioni molto gravi. Sono già 20 al Cafoncello di Treviso nell'arco di un mese le famiglie che hanno potuto far visita ai propri cari malati di Covid ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva. Negli ospedali dell'ULSS 2 è ora possibile incontrare di persona, con tutte le precauzioni del caso, pazienti di cui prima era solo il medico a riferire le condizioni. Gli permettiamo di stare un quarto d'ora, ma poi insomma se c'è bisogno di più stiamo lì anche di più. Questo vale per 2 gruppi di familiari al giorno. È il medico a proporre ai familiari la visita, in genere nei casi di pazienti gravissimi. Abbiamo sempre fatto comunicare anche nella prima fase il familiare che era in grado di farlo, cioè il respiro spontaneo con ossigeno, con maschera, con il pad o con il telefono, insomma questo l'abbiamo sempre fatto. In realtà quello che sta succedendo adesso è che diamo la possibilità di dare spesso un ultimo saluto ai pazienti che rischiano di non farcela, insomma, per cui quando sentiamo questa esigenza importante noi facciamo questo percorso. Prima erano gli operatori sanitari ad accompagnare fino alla fine i pazienti che non ce la facevano. È un carico che noi non ci possiamo prendere, insomma, non vorremmo prenderci perché non ci spetta, perché il familiare è un'altra cosa rispetto a noi, anche se noi cerchiamo di essere in tutti gli aspetti persone umane il più possibile. A colpire maggiormente medici e infermieri in questa lotta quotidiana contro il virus i pazienti che possono interagire e che, malgrado condizioni in apparenza buone, si spengono per le conseguenze devastanti della polmonite. Tutti i pazienti che sono svegli, che con noi comunicano, quelli ci danno ovviamente una grande emozione, tutti. Andiamo a vedere le notizie che arrivano dal Bellunese. In apertura un dramma a Cortina, un'anziana con il deambulatore è caduta ed è morta assiderata nella notte. Il corpo di Hilda Verocai, di 92 anni, è stato notato nella neve questa mattina intorno alle 5 dai passanti che hanno dato l'allarme. La tragedia si è consumata ieri sera quando l'anziana, uscendo di casa con l'ausilio del suo deambulatore, sarebbe caduta accidentalmente, restando a terra all'addiaccio in balia delle temperature purtroppo ancora sotto zero. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cortina che stanno svolgendo accertamenti. La salma è ora già a disposizione dei familiari. Sospese dai servizi in ambulanza e destinate ad altro incarico nel territorio è quanto accaduto a 2 volontari della Croce Rossa di Feltre che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid. 2 su 400, e questo è il numero dei volontari della rete di emergenza che operano in provincia di Belluno che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Per molti di loro la copertura è già totale, avendo completato anche il richiamo. Domenica scorsa tutti in fila al drive-in, tutti eccetto 2 volontarie della Croce Rossa di Feltre che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. I volontari attualmente non sono d'accordo con la vaccinazione e non è che siano state sospese dalla Croce Rossa come è uscito su qualche testata giornalistica, sono solamente state destinate ad altri incarichi che non siano l'ambulanza. Le 2 volontarie sono state perciò destinate ad altri incarichi e la decisione del presidente Zabotta è stata di buon senso. Loro possono occuparsi di altre attività che non sono quelle ambulanza. Abbiamo tanti servizi dal sociale, diciamo interno, con lo sportello sociale, la preparazione di pacchi viveri e tante altre cose. La sospensione dal servizio in ambulanza è stata presa per evitare di esporre sia le volontarie che gli utenti a inutili rischi. Peraltro una delle 2 volontarie recentemente aveva contratto il Covid e per l'inoculazione del vaccino è necessario attendere almeno 90 giorni. Una controindicazione che vale pure in presenza di allergie o di patologie accertate. C'è da dire, al netto di questi 2 casi registrati a Feltre, che in provincia la campagna vaccinale degli operatori della rete di emergenza è stata un successo. È una soddisfazione che tutti quanti i volontari accettino di vaccinarsi. Diciamo che al momento non abbiamo ancora completato tutta quanta la copertura dei volontari, ne mancano ancora parecchi
stiamo attendendo da parte dell'ULSS le ulteriori disponibilità per la vaccinazione. Un devastante incendio ha distrutto l'azienda agricola di Malca Pramarino, siamo in Val Visdente, le fiamme sono divampate presumibilmente nella notte. A dare l'allarme questa mattina, poco prima delle 10, è stato un escursionista che ha chiamato il 115 per raggiungere la Malga, isolata dalla neve, inaccessibili con i mezzi ordinari. Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco sono state elitrasportate dall'elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia. Il rogo ha coinvolto l'intera struttura, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. E prosegue a sprombatutto la marcia verso i mondiali di sci. L'organizzazione tecnica al lavoro ogni giorno per la preparazione delle piste. Si inizierà con il motto parola di Alberto Ghezze, storico tecnico azzurro e oggi responsabile dell'area sport di Fondazione Cortina 2021. A livello scenografico una cartolina mozzafiato, sempre che il tempo non si metta a fare le bizze. Alberto Ghezze, storico tecnico della nazionale femminile e ora top manager dell'area sport della Fondazione Cortina 2021, incrocia le dita, un gesto scaramantico a pochi giorni dal via della kermesse internazionale, banco di prova delle Olimpiadi del 2026. La macchina ha iniziato ancora prima rispetto a quello che poteva essere il cronoprogramma normale. Abbiamo già più o meno 500 persone tra traguardo, pista e uffici. Siamo pronti, mancano pochi giorni. In pista stanno lavorando 450 persone, 20 battipista, 25 quad. Il compito è di offrire agli atleti le migliori condizioni per gareggiare fra le Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Abbiamo una coreografia, naturale che fa da sfondo incredibile. Stiamo bagnando le piste, le stiamo lavorando, pronti per iniziare subito col botto, perché a differenza degli altri mondiali noi partiamo subito con 4 gare in 3 giorni. In questo scenario perfetto mancherà il pubblico. Eravamo pronti per una grande festa, dice Ghezze. Non avere il pubblico, ci manca la ciliegina sulla torta, perché l'atmosfera sarebbe stata incredibile. Le nuove piste, i nuovi traguardi hanno una conformazione che assomiglia un po' a un anfiteatro, quindi sarebbe stato come entrare in uno stadio. E all'arrivo mancherà Sofia Goggia, che di Alberto Ghezze, tecnico azzurro, è stata atleta, bloccata da un infortunio che la terrà ferma per 45 giorni. Mi si è crepato il cuore alla notizia, ci dispiace immensamente, perdiamo sicuramente una protagonista per le discipline veloci. Però c'è da dire che abbiamo allo stesso modo una squadra femminile molto molto forte quest'anno, e quindi ci auguriamo che le altre ragazze possano compensare la non presenza di Sofia al mondiale, anche se il cuore rimane con una piccola lacrima. L'appuntamento è con Ring questa sera alle 21:15 con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti. Si parte con Arrigo Cipriani, poi con la politica, Roberto Marcato, Lega Nord, Vanessa Cammani, Partito Democratico, Marco Bonnet, giornalista del Corriere del Veneto, e alle 22:30 Ines Maria Luisa Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci lasciamo come sempre con le previsioni del tempo. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Si mantiene più o meno stabile l'anticiclone nella giornata di mercoledì 3 febbraio, tuttavia non mancherà qualche occasionale disturbo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il sole in questa giornata non si farà molto vedere, il cielo risulterà alquanto nuvoloso e coperto con nubi basse diffuse e nebbie che localmente risulteranno fitte e persistenti un po' per tutto l'arco appunto della giornata. Nel pomeriggio tuttavia non si escludono isolati piovaschi, in genere di debole intensità. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra i 5 e i 7 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qui lo stesso scenario con cielo alquanto grigio e con nebbie in pianura. Col passare delle ore saranno possibili delle piogge a carattere sparso. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, valori massimi invece sui 6-10 gradi.
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui molte nubi dappertutto, senza precipitazioni. Sui settori settentrionali invece potremo avere maggiori parentesi soleggiate. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.